Il nuovo distretto commerciale di Feltre e Pedavena è stato riconosciuto ufficialmente dalla Regione del Veneto, un passo importante per lo sviluppo e la valorizzazione commerciale e turistica del Feltrino e della Valbelluna. I comuni con Confcommercio, Consorzio Dolomiti Prealpi, Pedale Feltrino e gli operatori del comparto ricettivo, passate le feste natalizie, si metteranno al lavoro. Dopo Natale ci mettiamo subito al lavoro per costruire una prospettiva di strategie, di progetti, di visione comune tra noi e Pedavena e tutti i soggetti che con noi hanno sposato il distretto. Sul tavolo la condivisione dei tempi per la realizzazione delle progettualità, un'immagine comune che sia rappresentativa del Feltrino e della Valbelluna e i grandi obiettivi da definire almeno prima della fine del mandato amministrativo della Giunta Perenzin. Spero insomma di arrivare con la definizione di una serie di linee guida, appunto di prospettiva, in maniera da costruire il progetto per farci trovare pronti per il prossimo bando regionale. Da questo progetto Confcommercio si aspetta il riconoscimento del commercio come elemento di vitalità delle città e dei paesi. Questo è il cuore del progetto del distretto del commercio, anzi noi vorremmo che si parlasse di distretto dell'attrattività, perché il commercio senza tutta la cornice della promozione turistica perde una parte importante, specialmente per una zona come Feltre, Pedavena. Idee nuove e azioni da declinare sul territorio con un lavoro sinergico di sviluppo di un comparto che è motore sociale e di crescita.